Eccoci qua, carissimi amici appassionati di auto storiche, guardate un po' cosa andiamo a trovare. Ciao amici e ciao carissime amiche del canale del Marvin, abbiamo qualcosa di favoloso, di fantastico. Anche noi siamo sulla fantastica Lancia Fulvia del 1970, la famosissima Lancia Fulvia parcheggiata da 40 anni nel paese di Conegliano. Vai Renato, qua dai. Ricordiamo che era di un edicolante, la parcheggiava sotto casa, metteva i giornali, era parcheggiata lì da 40 anni a Conegliano, la famosa Lancia Fulvia presentata anche in televisione. E poi caro Renato, cos'è che abbiamo da qua, gli amici? Quindi Marvin, gustiamocela in diretta, gustati la diretta, gustati il muschio. Vedi, possiamo toccare con le nostre mani il vero vintage, amare e gustare, portare anche ai ragazzi il vero vintage, amici. Bravissimo, Renato, il microfono va sempre qua? Va sempre il microfono, è perfetto. Eccoci qua. Vieni sui particolari Marvin, vieni sui particolari, a te che piacciono i particolari, vieni Marvin, gustati la diretta, e voi amici e amiche a casa allacciate le cinture sul divano, gustatevi il profumo del vero vintage, questo è spettacolo. Bravissimo, ma io spettacolo Renato, puro. E ringraziamo il proprietario di 94 anni. Però io questa macchina l'avrei già vista nel suo habitat originale qualche giorno fa, ma chiaramente Renato, qua abbiamo qualche amico che è venuto qua a salutarci, dai, presente. Abbiamo tantissimi tuoi amici, tuoi fans. Ecco qua, vieni. Chiamiamo qua il grandissimo Massimiliano delle zone di Roma, il tuo fans del tuo canale. Eccoci qua. E vai Renato, intervista, no? Così. Che ti sembra di questa spettacolare Lancia Fulvia del 1970? Si sente bene, sì. Si sente benissimo, siamo in diretta, microfono vintage, un filmato vintage, puoi gustarti. Questa era la macchina degli avvocati, questa era la macchina dei grandi signori. Deve rimanere così, deve rimanere. Dovrebbe rimanere così. Per me dovrebbe rimanere così, Esatto. È un peccato, Se mi viene in officina a restaurarla non gliela restauro. Ecco qua. Finalmente hai potuto conoscere in diretta e gustarti il grandissimo Marvin. Ci siamo già incontrati perché io vado in pure a giro. Padova. E te che non ti muovi Renato. E poi abbiamo bravissimo. Facciamo salutare pure. Aspetta, vieni mo, che abbiamo Manu, un altro del canale, così salutiamo anche grande Matteo. Abbiamo qua Matteo, qua sempre anche tu da Roma, appunto. Puoi gustarti questa fantastica in diretta. Sì. È da inginocchiarsi, ecco qua. E poi Renato, aspetta un attimo. Sono le vere macchine Lancia che la Lancia costruiva prima che intervenisse la Fiat, chiaramente. E poi Renato, modello della Lancia Fulvia. ascolta Renato, sono vere macchine, Renato, non i plasticoni di oggi. Diglielo al grande ecco qua. Ma poi Renato mi presenti Manu qua di Taranto è Manu qua, dai, di Taranto, dai. Oh, quello del Cagiva. Oh, finalmente, qua che è un piacere aver conosciuto Renatore da Crema, perché lui è quello lì che una volta si chiamava Roberto, si è trasformato col tempo in Renato da Crema. Gustati qua il vintage, fai un'inchina davanti al vero vintage, 1970, 50 anni della nostra storia, le vere macchine Lancia. Questa era l'Italia che lavorava, la vera Italia, non c'era Covid o cretinate del genere o macchine plasticoni di adesso, questa era la vera Italia, amici. Eccoci qua. Vai lì vicino anche te Massimiliano con loro, ecco qua, questi sono gli amici che ho conosciuto negli anni nel canale, ecco qua. Men in Black, esatto qua, uno spettacolo, insomma. Giorgio, vieni anche tu, dai. Ecco qua, e vieni qua. Giorgio, vieni anche tu. Ecco qua, ragazzi, guardate un po', questo è un po' il Marvin Tour, quindi quello che ai ha giovani prodotto. d'oggi questa passione per il vintage, profumo di vintage non deve essere solo per le persone oltre i 50 anni e 40 anni, ma ho visto che siamo riusciti a trasmetterlo anche alle giovani nuove generazioni. Soprattutto grazie al Marvin Tour, diamo merito al Marvin Tour. Che una volta si costruivano le macchine con amore, erano costruite artigianalmente all'interno. Bravissimo Renato, Queste Lancia, scusate, le Lancia erano costruite artigianalmente. Ma ricorda che sei venuto qua in fiera per cercare dei pezzi della tua Lancia che sta cadendo quasi a pezzi, o no Renato? Meccanica, va bene, dai. Quindi ringraziamo il signore di 94 anni di Conegliano e possiamo ammirare e gustarci ancora questa spettacolare Lancia Fulvia del 1970. Salutiamo un po' tutti gli amici del canale che ci seguono. Salutiamo tutti. Salutiamo Max che risponde sempre, grande Max Girardello. Esatto, Max, Demic, Roberto Gialli, Ulisse, il tuo fan, Renato. Ecco qua. Respirate a pieni polmoni il profumo del vero vintage, spettacolo, e gustate il vero vintage sul canale del Marvin, che ricordiamo ancora
il canale del Marvin è uno dei pochissimi canali che non ha pubblicità. Va bene. Pochissimi sacrifici per noi. Esatto. Bravissimo, Ecco qua. è vero. Buono, ma a me non mi fai, vieni qua Renato, prendimi un po' la, ecco che, Adesso fai un saluto Ecco come qua. si deve alla generazione. ecco qua. Adesso sentite parlare il Marvin, quello che vi sa dire. Vieni qua in mezzo. Grande, Eccoci qua, ci siamo originale, trovati, ecco originale. Il Marvin Tour Il con bello questo, con Marvin. tanti anni di sacrifici, tanti anni di ricerche e poi trovare gli amici insomma che ti seguono, insomma è una soddisfazione, non è protagonismo però È un piacere. è un'emozione. Spettacolo Renato! È un piacere, un'emozione unica. Ciao amici e ciao amiche, seguite sempre il Marvin, gustatevi sul divano il vintage, il vero vintage Non ti amici. fermi più, dai. Ciao, spettacolo! Ciao a tutti! Ciao a tutti, ciao.